Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Il capitolo odierno è dedicato alla sanità, in modo particolare parliamo di prevenzione, siamo nel periodo della campagna di sensibilizzazione per quel che riguarda le patologie oncologiche della mammella e di questo parliamo, ma non solo, faremo anche un'estensione un po' in generale alle competenze e al ruolo fondamentale che ha lo IOV nella regione del Veneto e lo facciamo con il nostro esperto di quest'oggi. Abbiamo il piacere di avere con noi il professor Pierfranco Conte, grazie di essere qui con Grazie a noi. lei del gentile Sappiamo che lei è invito. pieno di impegni, però ci ha dedicato uno spazio per noi molto importante, che è direttore di Oncologia Medica Seconda dello IOV, coordinatore tecnico-scientifico della rete oncologica veneta e direttore della scuola di specializzazione di oncologia all'Università degli Studi di Padova. Niente po' di meno. E allora, proprio partendo da queste sue competenze, vediamo di spiegare ai nostri telespettatori che hanno adesso le idee poco chiare perché le notizie che arrivano di un'ulteriore riforma della sanità del Veneto, il che sta destabilizzando moltissimi e crea ansia e preoccupazione, soprattutto quando parliamo di questo tipo di patologie. Lo IOV che cosa si sta ritagliando in questo panorama, che tipo di spazi, cosa viene ad essere, cosa vuol dire la rete oncologica veneta di cui lei è coordinatore, che cos'è sostanzialmente e quindi spieghiamo a grandi linee quello che dovrebbe essere il panorama futuro, anche perché poi in base alle ultime notizie dovrebbe restare almeno questo invariato, no? Certo. Tanto grazie per l'invito perché penso che sia molto importante che i temi che riguardano la salute vengano dibattuti non solo tra gli esperti ma con la cittadinanza, perché è una tematica che ovviamente riguarda tutti quanti noi. C'è una riorganizzazione del sistema sanitario in Veneto, riorganizzazione che risponde a due obiettivi. Un obiettivo di tipo, diciamo così, di sostenibilità finanziaria. Purtroppo i costi della sanità sono crescenti in tutti i paesi del mondo. Fortunatamente in Italia, come nella maggior parte dei paesi europei, la sanità è in gran parte pubblica. Una sanità pubblica vuol dire una sanità che è pagata con i soldi delle tasse pagate dai cittadini, quindi è molto giusto che si stia molto attenti a spendere questi soldi pubblici nella maniera più appropriata. Quindi indubbiamente riorganizzare il sistema sanitario risponde a un'esigenza di sostenibilità economica, ma risponde anche a un'esigenza di tipo clinico e in particolare questo riguarda l'oncologia. Oramai per fortuna per molte neoplasie la possibilità di guarire è una possibilità concreta, la maggior parte dei pazienti guariscono. Per molte neoplasie in cui la possibilità di guarire non è ancora elevata, esiste comunque la possibilità di cronicizzare la malattia, quindi assistiamo a dei risultati molto rilevanti. Ma per ottenere questi risultati è necessario molto spesso la collaborazione di specialisti di varie patologie, di varie specialità, non solo l'oncologo, non solo il chirurgo, non solo il radioterapista. Quindi tanti medici, tanti specialisti che sappiano lavorare insieme. E molto spesso non è facile trovare tutti questi specialisti e soprattutto non è facile trovare il top di tutti questi specialisti nella stessa istituzione o nello stesso ospedale o nella stessa città. Quindi quello che si sta cercando di fare è di creare un sistema a rete dove tutti quanti coloro che lavorano in questa rete oncologica lavorino come squadra, facciano un team come se lavorassero in un unico grande ospedale diffuso sul territorio e il sistema stesso sappia prendere in cura il paziente e indirizzarlo laddove è corretto che questo paziente vada, perché vi sono le specialità adatte, gli specialisti più dedicati a questo settore, le attrezzature più efficaci. Quindi può essere che se un paziente ha particolari esigenze dalla diagnostica all'interventistica e magari la struttura specializzata non si trova a Venezia, venga portato a Padova anziché a Verona. Certo, è esattamente questo. La rete oncologica si articola su 5 cosiddetti hub, che vuol dire centri di riferimento, che corrispondono grosso modo alle province. Qui c'è Treviso, c'è Venezia Mestre, c'è Che Padova, c'è dovrebbero essere le Vicenza. USL sostanzialmente, Esatto, no? no? A questi hub fanno riferimento gli ospedali delle aree circostanti. Tutti gli specialisti coinvolti nel percorso di un paziente oncologico hanno partecipato a varie riunioni nell'anno scorso e nell'anno in corso della rete oncologica,
hanno concordato tra di loro e definito qual è il percorso ideale del paziente, quindi cosa deve fare un paziente con un particolare tipo di tumore per avere il massimo di probabilità di guarire, che tipo di esami, che tipo di interventi chirurgici, che tipo di farmaci deve essere utilizzato, che tipo di esami di controllo devono essere fatti e così via. E si è anche identificato dove tutte queste procedure devono essere effettuate, o perché ci sono particolari competenze o particolari attrezzature. Quindi il grosso risultato che si sta perseguendo è, da un lato, assicurare che il paziente, ovunque acceda, anche all'ospedale più periferico, abbia un percorso di diagnosi e cura uniforme, perché è stato concordato e condiviso tra tutti gli specialisti del Veneto, e due, qualora sia necessario, sia lo stesso sistema che indirizzi il paziente a un altro ospedale, magari in un'altra città, perché laggiù c'è quella competenza particolare che si ritiene essere necessaria. Ecco, infatti la migrazione, poi stiamo parlando qua di problemi oncologici, quindi sono quelli tra i più gravi, più seri, quelli che allarmano maggiormente le persone, i pazienti che possono esserne affetti correttamente, poi parleremo di prevenzione. La migrazione verso altri lidi, verso altre regioni, altre realtà, che ha avuto situazioni altalenanti anche per quel che riguarda la nostra sanità, e anche il fatto che arrivi l'immigrazione da altre realtà, anche estere, quanto va a pesare nella vostra attività in generale e anche in un'attività che sia organizzata bene? Certo, questo è un problema molto rilevante. È rilevante innanzitutto per i pazienti, un paziente che è costretto molto spesso a cercare lontano da casa una risposta sanitaria adeguata, è un paziente che deve fare viaggi spesso costosi, che richiede spesso di essere accompagnato perché non può essere solo, che è comunque lontano da casa e che quindi qualunque problema viene moltiplicato. C'è una migrazione tuttora in Italia e soprattutto una migrazione sud-nord, molto spesso pazienti dal sud Italia vengono tuttora a cercare al nord, anche in Veneto, delle risposte sanitarie adeguate. In Veneto la migrazione è in attivo, cioè sono più i pazienti che vengono a farsi curare in Veneto con i pazienti veneti che vanno via dal Veneto. Questo riprova, diciamo, dell'immagine molto positiva che ha il sistema sanitario veneto. Devo dire che deve essere un obiettivo di tutti i sistemi sanitari evitare il più possibile la migrazione, perché, ripeto, qualora non sia il sistema stesso a indicare al paziente che è meglio andare in una determinata istituzione, non so, faccio l'esempio della protonterapia, che è una forma di radioterapia molto sofisticata, molto particolare per particolari tumori, solo per molto pochi tumori, una terapia che richiede tecnologie di avanguardia estremamente costose. Il numero di pazienti che possono beneficiare di questa protonterapia sono molto pochi, sarebbe assurdo che ogni regione avesse un centro di protonterapia, per cui in Italia vi sono 2 o 3 centri di protonterapia ed è giusto che sia così, ma è giusto che sia il sistema stesso che dica: tu vai se c'è bisogno che tu debba ricevere la protonterapia, tu verrai indirizzato a quel particolare centro. Ecco, ma levato questi esempi di eccellenze o tecnologie particolarmente sofisticate, diciamo la stragrande maggioranza dei pazienti dovrebbe ricevere l'assistenza adeguata, se non proprio nella propria città, ma vicino alla propria città. E il sistema hub e spoke, quindi centri di riferimento e centri satelliti, e della rete oncologica vuole garantire proprio questo, far sì che la maggioranza dei pazienti in Veneto non debba muoversi più di tanto per trovare la risposta appropriata, e qualora debba muoversi è il sistema stesso che lo indirizza. Così, ripeto, purtroppo non è in altre regioni, c'è questa migrazione soprattutto sud-nord, ma il problema crescente ed emergente, e questo diventa anche un problema non solo medico ma anche economico, è l'immigrazione dall'estero. C'è una quota di pazienti che viene dall'estero da parte dell'area comunitaria, della comunità europea, e questo è un segnale positivo perché indica che il sistema sanitario italiano, e quello veneto in particolare, viene considerato di eccellenza anche all'estero, ed è un sistema, diciamo, anche positivo dal punto di vista economico, nel senso che sono accordi internazionali per cui i costi a cui questi pazienti vanno incontro per essere trattati vengono poi rimborsati dal loro paese di provenienza. Ma oggigiorno purtroppo c'è anche l'immigrazione di tanti poveri cristi, tanti poveri diavoli che arrivano da zone disastrate, dalla Siria, dalla Libia, dal Medio Oriente, zone di guerra, eccetera,
dove non esistono autorità statali, o qualora esistono non esistono comunque sistemi sanitari efficienti, questi vengono veramente senza nessun tipo di copertura assicurativa né pubblica e nemmeno privata, e se hanno patologie oncologiche magari vengono ricoverati in un ospedale perché stanno male, finiscono in un pronto soccorso, e noi come medici cerchiamo di fare del nostro meglio per prendersi cura di questi pazienti, ma poi non si sa veramente chi pagherà per i costi di questa assistenza sanitaria, e cosa fare una volta che abbiamo fatto il nostro intervento chirurgico, o il nostro ciclo di chemioterapia, o il nostro ciclo di radioterapia, perché non sappiamo dove appoggiarli. Questo sta diventando veramente un problema di cui penso sia importante cominciare a discutere e parlarne. Assolutamente, anzi dovrebbe far parte dell'insieme di situazioni che andrebbero risolte subito, immediatamente, perché poi le patologie... Io ritengo, esatto, che a livello nazionale sarebbe necessario veramente cominciare a pensare a una sanità dei migranti, perché ci sono tematiche di vario genere, anche di tipo culturale, molto spesso vengono da paesi musulmani, da paesi in cui una donna non può essere visitata se non da un'altra donna, in cui certi stili di vita o certi messaggi educazionali richiederebbero di essere ridefiniti sulla base delle credenze religiose, del livello culturale, dello stile di vita originario, quindi ci sarebbe tantissimo da lavorare in questo settore. Ecco, da lavorare c'è sempre, anche se ormai c'è una sensibilità molto, molto forte relativamente alla prevenzione. La prevenzione e poi la diagnostica, che sono ovviamente due elementi fondamentali. Incominciamo un po' a affrontare questo tema e a capire fin dove è possibile fare prevenzione e come attualmente dovrebbe essere recepita e fatta. Certo. Senza ingorgare le strutture sanitarie, perché poi adesso c'è anche un dibattito in corso rispetto a quello che dice... appropriati da fare. Esatto, il Ministro si è pronunciato in un certo senso, voi medici vi siete sollevati perché non siete d'accordo, quindi vediamo un po' qual è la sua posizione, che poi ha un ruolo anche cardine. Allora, intanto questo è l'ottobre rosa, ho dimenticato di mettere il nastrino, ma questo è l'ottobre della prevenzione del tumore della mammella, ad esempio, un esempio di prevenzione efficace. Allora, parlando di prevenzione è importante rendersi conto di due aspetti. Il primo aspetto è che una parte rilevante, estremamente rilevante della prevenzione è l'educazione sanitaria, e l'educazione sanitaria riguarda lo stile di vita che ognuno di noi decide di adottare. La settimana scorsa c'è stata questa iniziativa che è stata anche pubblicizzata sulla stampa e che ha riscosso grande successo, che riguarda ad esempio il fumo da sigaretta. Sono state per 2 giorni il weekend scorso esposta a questo grosso sigarettone a Padova, e dentro questo sigarettone c'era tutta una serie di messaggi educazionali che facevano vedere quali danni induce il fumo. Uno dei danni ovviamente è il tumore del polmone. Bene, la decisione se fumare o non fumare è una decisione personale, penso che ognuno di noi oramai abbia sufficienti informazioni per sapere che il fumo è dannoso perché aumenta in maniera elevatissima il rischio di sviluppare tumore del polmone, perché aumenta in maniera molto elevata altre patologie non tumorali ma pur sempre gravi, come l'insufficienza respiratoria, le malattie cardiovascolari e così via. È importante, è chiaro, che ci sia un intervento attivo di educazione, quindi rinforzare questo messaggio, continuare a insistere anche per i giovani, che magari... soprattutto per i giovani, per prevenire l'abitudine al fumo, come è altrettanto importante per chi ha invece cominciato a fumare, cercare di supportarlo qualora decida di smettere di fumare. Io da giovane, da ragazzo fumavo, a un certo punto ho deciso di smettere di fumare e ho smesso di fumare. Insomma, quindi è importante il messaggio educazionale. Ma per raggiunta consapevolezza? Per maggior consapevolezza, quindi è importante questo. Arrivato a 30 anni mi sono reso conto che a un certo punto, facendo questo lavoro, sarebbe stato tanto un messaggio diseducativo nei confronti dei miei collaboratori, dei miei pazienti, vedere un oncologo che fuma è sicuramente diseducativo. E poi per una sempre crescente consapevolezza dei danni da fumo. Quindi l'educazione sanitaria è importante, l'educazione sanitaria è soprattutto il fumo, ho già citato, è stile di vita. Stile di vita è dieta e attività fisica. Quindi anche lei conferma questa, cioè ormai in tutti i rami, in tutti gli ambiti, in per voi tutti gli ambiti, specialisti? anche in ambito oncologico, la dieta e l'attività fisica giocano un ruolo essenziale. Anche qui bisogna essere
molto ragionevoli. Perché dico questo? Perché molto spesso, soprattutto i pazienti oncologici o i parenti dei pazienti oncologici, seguono diete veramente severissime che proibiscono lo zucchero, che proibiscono le carni rosse e proibiscono tutta una serie di alimenti che fanno parte della dieta quotidiana. Allora, la dieta sana in senso oncologico, e non solo oncologico, ma sana in senso lato, anche per le patologie cardiovascolari, eccetera, è la classica dieta mediterranea. La dieta che fanno i nostri nonni, che hanno fatto i nostri genitori, la dieta che per fortuna ancora gran parte degli italiani fanno. La dieta mediterranea vuol dire frutta e verdura, vuol dire pasta, pane, carboidrati, vuol dire olio d'oliva, ma non vuol dire proibire la carne rossa, non vuol dire proibire il burro, non vuol dire proibire il formaggio, vuol dire mangiare con criterio ogni tanto anche una bistecca di carne rossa, 1 o 2 volte alla settimana, sicuramente non tutti i giorni, vuol dire usare ogni tanto il burro, ma preferire come condimento l'olio d'oliva con un effetto protettivo, vuol dire mangiare anche i derivati del latte come i formaggi, ma non mangiare tutti i giorni formaggio a pranzo e a cena. Quindi la dieta dei nostri nonni, la dieta mediterranea è la miglior dieta possibile in senso preventivo anche oncologico. L'altro grande aspetto è quello, e non dimentichiamoci che tutti diciamo queste insistere su diete particolari nascono soprattutto all'estero perché non avevano la dieta mediterranea, quindi hanno dovuto forzare certi messaggi. Non si è anche visto quanto, ad esempio, Michelle Obama negli Stati Uniti abbia fatto interventi anche molto pesanti, importanti a livello delle scuole primarie, della scuola secondaria negli Stati Uniti. Ma perché gli Stati Uniti mangiano hamburger e patatine fritte 2 volte al giorno. Cioè è chiaro che se la dieta base è hamburger e patatine fritte 2 volte al giorno, devi dire non mangiare carne e non mangiare patatine fritte non nell'olio peraltro, ma nello strutto, nel burro, perché parti da una dieta sbagliata. Ma se invece parti da una dieta mediterranea, rafforza questo concetto, quella dieta equilibrata, quella dieta mediterranea è quella appropriata, senza arrivare all'esagerazione di proibire i carboidrati, proibire gli zuccheri e proibire la carne. Lei ha detto gli zuccheri, proprio per spiegare bene a chi ci ascolta, ma perché gli zuccheri possono essere una concausa, stiamo parlando di tumori qui? Per si è visto che un eccesso di zuccheri e carboidrati può essere anche questa, può essere associato a un maggior rischio di sviluppare tumore, ma ripeto, è un eccesso di zuccheri e carboidrati, non vuol dire non fare la pasta, non prendersi la pasta asciutta o il riso. Quindi sempre gli abusi, e questi accompagnati da un sovrappeso oppure a livelli del colesterolo nel sangue. Questo soprattutto accompagnato dal sovrappeso. Quindi l'altro grande aspetto della prevenzione e dell'educazione sanitaria è per l'appunto l'attività fisica, che è l'altra parte della componente dello stile di vita che evita il sovrappeso, che è quello che assolutamente va evitato. E anche qui si è visto che un'attività fisica, basta un'attività fisica moderata, non è necessario essere dei Rambo, non è necessario diventare dei culturisti, non è necessario andare 3 ore al giorno, tutti i giorni in palestra, è sufficiente una camminata di 30-40 minuti 3 o 4 volte alla settimana, invece che andare in macchina, invece che andare in tram, si fa 30-40 minuti di camminata, non è nemmeno necessario fare la maratona per dire, 3-4 volte alla settimana. Si è visto che questo tipo di attività fisica si associa a una ridotta incidenza di vari tipi di tumore. Quindi l'educazione sanitaria, dieta e attività fisica. Ecco, a proposito, per chiudere un po' il capitolo alimenti, perché poi se ne trova di tutti i colori, scritti in riviste, giornali specialistici o meno, e poi sul web. Ci sono alimenti in modo particolare che hanno un ruolo protettivo nei confronti dell'insorgenza dei tumori? Ci sono alcuni alimenti, ne conoscerà benissimo, dove si dice che addirittura sono ritardanti o hanno un potere particolare, parliamo dei broccoli famosissimi, oppure ce ne sono altri. Esistono alcuni alimenti che contengono elementi che proteggono in maniera particolare. È chiaro che, vorrei ritornare un attimo su questo aspetto, che questo non significa che questi alimenti o questi elementi, contenuti in questi elementi, possano curare il cancro, perché c'è anche questa grossa confusione. Vi sono delle volte dei pazienti oncologici, quindi che hanno già un tumore, che fanno diete
severissime o particolarissime, convinti che assumendo quantità particolarmente elevata di un determinato alimento o di un determinato elemento contenuto nell'alimento possono curare il loro tumore. Così non è. Stiamo parlando di una dieta sana che può prevenire l'insorgenza di certe neoplasie, ma non sicuramente curarle. Allora, questi alimenti sono ad esempio i broccoli, che hanno un effetto protettivo soprattutto sul tumore dell'intestino, ad esempio l'olio di oliva, che contiene tanti elementi che proteggono per tanti tipi di tumore, in particolare il tumore della mammella, ma hanno un effetto positivo anche su altre neoplasie come il tumore della prostata, il tumore dell'intestino, per cui di nuovo l'olio d'oliva, che è un elemento essenziale della dieta mediterranea, è assolutamente importante in questo. Proprio pochi giorni fa è uscito su una importante rivista americana i risultati di uno studio che ha coinvolto circa 5.000 donne. In questo studio, lo studio era stato in realtà disegnato per verificare se l'olio di oliva, che negli Stati Uniti si comincia a usare da qualche anno, però per tanti anni non è stato usato. Negli Stati Uniti sono sempre usati il burro oppure il burro di arachidi, oppure oli derivati dalle noci, dalle nocciole, non gli oli di oliva. Solo recentemente hanno cominciato ad apprezzare l'olio di oliva. È stato fatto questo studio che ha confrontato gruppi di donne che avevano una dieta tipicamente americana e un gruppo di donne che avevano una dieta invece di tipo mediterraneo, in particolare contenenti grandi quantità di olio di oliva. L'obiettivo dello studio era di vedere se l'olio di oliva proteggeva dalle malattie cardiovascolari. Beh, lo studio pubblicato pochi giorni fa ha fatto vedere che c'è un certo effetto di protezione sulle malattie cardiovascolari, ma soprattutto, cosa che è stata sorprendente anche per gli stessi autori dello studio, le donne che sono state educate e hanno fatto una dieta contenente in particolare olio di oliva hanno avuto un terzo di tumore della mammella rispetto alle donne che hanno fatto una dieta normale. Quindi si è ridotto di 2/3 il rischio di sviluppare un tumore della mammella introducendo l'olio d'oliva nell'alimentazione di donne americane rispetto alla dieta standard delle donne americane. Quindi questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Un altro elemento è la vitamina C, che è contenuta in molta frutta fresca e molta verdura fresca. Quindi vi sono alimenti, quindi gli agrumi, l'olio d'oliva, i broccoli, ecco, tutti alimenti che hanno un effetto protettivo antitumorale. E qui naturalmente dopo c'è anche la domanda connessa sempre alla prevenzione, poi ci sono persone che, lei ha parlato di vitamina C, la cosa più semplice, pastiglie, concentrato di vitamina C, quindi i famosi integratori, certo, o quella sostanza che magari è presente nell'olio d'oliva, anziché nel broccolo, eccetera, riescono a trovarla con ricerche certo, varie e quindi a dire mi integro con queste pastiglie, con queste cure qua. Gli integratori nella prevenzione, che ruolo possono avere, quanto invece possono essere deleteri perché magari vanno, vabbè, eccesso di vitamina C sappiamo che poi viene eliminato dall'organismo. certo. Ma diciamo che è difficile dare una risposta netta, bianco o nero. Diciamo, certi integratori sono utili. In molti dei nostri alimenti che noi quotidianamente consumiamo vi sono degli integratori. Non so se chi di noi al mattino fosse abituato a fare colazione con i cornflake, come spesso fanno i ragazzi e i ragazzini. I cornflake sono integrati con una serie di vitamine del gruppo B, vitamina C e così via. E questo è un dato positivo, no? Per cui per esempio si vede che anche malattie relativamente banali, tipo una modesta anemia, che è frequente nelle ragazzine in fasi puberali perché iniziano il ciclo mestruale, hanno delle perdite sanguigne alle volte abbondanti, beh, chi fa una dieta che contiene cornflakes con integratori che contengono ferro e vitamina B non ha questo livello di anemia, quindi un certo livello di integrazione può essere utile. È positivo, lo stesso lo iodio che viene integrato nel sale e previene malattie della tiroide. Quindi gli integratori hanno e possono avere un ruolo positivo. È chiaro che anche qua non bisogna esagerare, cioè sono, come il nome stesso li definisce, integratori, cioè devono integrare una dieta che sia un'alimentazione che sia già di quindi base non eccedere. Sana, non bisogna eccedere, esatto. Perfetto. Torniamo su questi temi, pochi secondi, restate con noi, c'è la pubblicità.